Cari telespettatori, adesso in questa ulteriore parte della nostra trasmissione parliamo con degli ospiti molto particolari perché ci portano ad affrontare una tematica che conosciamo tutti nella sostanza, o dovremmo conoscere tutti nella sostanza perché ne siamo stati coinvolti, perché molti ne sono fruitori nell'ambito medico, però non tutti siamo a conoscenza in realtà delle implicazioni che ha allo stato attuale e che avrà in futuro. Stiamo parlando della telemedicina, di nuove frontiere anche della tecnologia, di nuove applicazioni e di utilità pratiche estremamente importanti. Tralasciamo tutto l'aspetto normativo che è abbastanza complesso e che comunque sostanzialmente interessa più gli addetti ai lavori che non noi cittadini fruitori o il personale medico che lo deve sapere, ma comunque poi guarda alla sostanza per poter aiutare i pazienti a risolvere le problematiche di salute. Ma questo tema nasce anche da uno spunto interessante anche quest'anno che ha trovato l'ANAP, cioè ovvero l'Associazione della Confartigianato degli anziani, dei pensionati, perché riguarderà anche tantissimo le persone anziane. Quindi l'anno scorso hanno parlato di domotica nelle abitazioni per aiutare le persone anziane che hanno difficoltà motorie, insomma che vivono la casa male e quindi la casa deve essere adattata alle nuove esigenze. L'anziano diventa sempre più fragile, ha bisogno anche di una medicina del territorio sempre più vicina, ha bisogno di tanti supporti. Allora, per parlare di questo, naturalmente abbiamo l'ANAP rappresentato dal vicepresidente vicario Raffaele Zordanazzo, ben arrivato qui con noi. Buongiorno. Grazie di supportarci, gli onori di casa in qualche modo, di aver avuto questa idea insieme al presidente di organizzare questo approfondimento, ma poi soprattutto a noi fa estremamente piacere avere il dottor Mauro Fantinella, grazie di essere qui con noi, Buonasera. che è direttore dell'unità operativa semplice del Dipartimento di Elettrofisiologia dell'ospedale di Feltre, ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Grazie di averci raggiunto, tra l'altro, perché sappiamo che lei è in transito verso altre destinazioni, sempre per studiare, per approfondire, per rendere dotte altre persone su questi utilizzi. E vorrei cominciare proprio da lei, dottore. Lei è un cardiologo e ci spiegherà con dei supporti anche visivi l'utilizzazione della telemedicina nel suo ambito specifico. Però in primis, che cos'è, per semplificare al massimo, non normativamente, ma in ambito sanitario, la telemedicina? Grazie, buonasera. La telemedicina è un'occasione che si ha per controllare le persone senza che queste necessariamente vengano in ambulatorio e quindi si dà la possibilità alla gente di continuare a vivere nella propria abitazione, nel proprio ambito. La telemedicina si può declinare in varie maniere, si può ad esempio parlare di televisita nel momento in cui uno fa un collegamento tramite uno dei tanti sistemi e parla e si collega e fa un ragionamento e due persone, un medico e un paziente, si scambiano delle opinioni sullo stato di salute del paziente. Oppure ci sono delle situazioni invece cosiddette di monitoraggio. Un esempio abbastanza diffuso, ad esempio, è la possibilità di eseguire elettrocardiogrammi direttamente a domicilio del paziente da parte delle strutture del 118 e in questa maniera la lettura dell'ECG interpretata da un cardiologo consente di inviare immediatamente il paziente che si trova ad avere un problema verso la soluzione terapeutica migliore, quindi l'ospedale più indicato per quel problema. Quindi controllo da remoto con dei dispositivi. Con dei dispositivi. Quindi. Per quanto riguarda invece la cardiologia oltre all'elettrocardiogramma che ho appena parlato, la telemedicina ultimamente si sta declinando soprattutto per quanto riguarda il controllo a distanza dei dispositivi impiantati, che vuol dire pacemaker, che vuol dire defibrillatori, che vuol dire sistemi di registrazione dell'attività cardiaca elettrica. Qui vediamo, dopo ci spiegherà bene. Questa che vediamo adesso sono degli esempi dei dispositivi cardiaci. In questo caso stiamo vedendo un defibrillatore e vediamo che un pacemaker, un defibrillatore o un loop recorder è costituito sostanzialmente da un dispositivo che i pazienti spesso chiamano scatoletta o qualcosa del genere e che è collegato attraverso dei fili elettrici alle cavità cardiache. Quindi allora spieghiamo con novizia, a sinistra cosa vediamo? Sono esattamente la stessa
immagine vista o di fronte oppure lateralmente, esattamente la stessa immagine. Serve proprio per far vedere quello che si vede sulla immagine di sinistra nella parte destra, è proprio la scatoletta. Da qui si possono vedere, il pacemaker, il defibrillatore, si possono vedere dei fili che da questa scatola partono e arrivano a quella che sembra una cosa bianca che in realtà è il cuore, e da lì questi fili registrano l'attività elettrica cardiaca, portano il segnale elettrico al cuore e al pacemaker, e questo li analizza e decide che cosa fare, o non fare nulla o intervenire. E l'attività del pacemaker o del defibrillatore viene sempre mediata attraverso questi fili elettrici. Ecco, quindi questo è un modo attuato per monitorare a distanza. Non ancora, questo qui è un sistema per cui questo qui è un paziente portatore di un dispositivo. Se vediamo questo è il dispositivo. Così. Se vediamo la prossima diapositiva, ecco esattamente qui stiamo parlando di telemedicina, cioè questi dispositivi si possono collegare ad un sistema, sostanzialmente ad un modem, che poi invia i segnali alla rete, e noi li possiamo vedere stando di fronte a un computer nel nostro ambulatorio. Il tipo di trasmissione può essere di due tipi. La trasmissione può essere una trasmissione programmata, normalmente viene fatta ogni 3 mesi per quanto riguarda defibrillatori o delle strutture dei dispositivi un po' particolari come i pacemaker biventricolari, oppure viene fatta ogni 6 mesi. E questa è una trasmissione programmata che noi preprogrammiamo e con la quale noi andiamo a capire se il sistema funziona oppure no. Però questi dispositivi hanno una caratteristica, che è questa, che noi preprogrammiamo che cosa? Che questo sistema, il pacemaker, il defibrillatore, si colleghi con questo modem tutte le notti. Se all'interno di un sistema che noi decidiamo di allarme, il modem o il sistema trova un qualche allarme, ci avvisa immediatamente. Il concetto di immediato non vuol dire che è un sistema del 118 per cui immediatamente noi interveniamo, ci avvisa nel più breve tempo possibile, che vuol dire il giorno dopo o quando noi andiamo a vedere. Quindi non è che automaticamente succede qualcosa, una persona a casa gli arriva l'ambulanza? No. Assolutamente no, esatto. Questo è fondamentale ribadire che questo non è un sistema dell'emergenza. Questo è un sistema per il controllo delle funzionalità dei dispositivi programmato, oppure possono dare, come dicevo prima, dei segnali di allarme in cui ci siano due tipi di problemi, o un problema tecnico legato al funzionamento del dispositivo o un problema clinico legato alla situazione clinica del paziente. Chiaro. Quest'ulteriore fase invece è quella di monitoraggio, giusto, che stiamo vedendo adesso, cioè chi potrà riscontrare dove c'è il problema. Ovvio che la persona che è lì, l'infermiera, non potrà, l'infermiere o medico, adesso ci spiegherà meglio lei, stare 24 ore su 24 lì attaccato, no? No, noi i controlli facciamo in orari stabiliti, sostanzialmente durante l'attività ambulatoriale, quindi dalle 8 all'1 e nel pomeriggio. L'infermiera, nel caso specifico, è un'infermiera assolutamente formata, perché dietro questo tipo di attività c'è la formazione del personale, di cui eventualmente parleremo dopo. Dicevo, questa infermiera apre il computer, vede le trasmissioni programmate e vede se ci sono stati allarmi. Se ci sono stati allarmi si provvede a dare la risposta adeguata in base all'allarme pervenuto. E questo è un aspetto molto importante, ma lei prima diceva può essere collegato, quindi non necessariamente tutti i pacemaker hanno questo tipo di passaggio ulteriore, no, e quindi non necessariamente tutte le strutture sono attrezzate per poter avere questo controllo a distanza, o sì? Diciamo che i pacemaker di ultima generazione sono assolutamente tutti quanti compatibili con un sistema di monitoraggio a distanza. Compatibili, esattamente, con un sistema di monitoraggio a distanza. Il fatto che questa attività venga svolta dipende da 2 o 3 cose sostanzialmente. Primo, dalla volontà del paziente di accettare questo tipo di controllo, e secondo, dalla volontà dell'unità operativa di cardiologia di mettere in atto questo controllo. Per quanto riguarda l'esperienza veneta, il 99,9% delle cardiologie adottano questo tipo di sistema, e quindi è una cosa, direi, assolutamente diffusa. Se proprio lo devo dire, direi che il Veneto è la regione che ha il maggior numero di pazienti controllati in remoto in tutta Italia. Questo va a onore vostro che ci lavorate, che quindi vi siete anche adoperati perché questo avvenga. Va a onore un po' di tutti, perché dietro questa attività clinica, ovviamente a carico delle cardiologie, c'è anche un'attività organizzativa non da poco, a carico dei sistemi informatici, a carico di tutta l'organizzazione ospedaliera, questo sì. Quello che vediamo adesso, scusi se interrompo, è proprio una curiosità, cioè
gli allarmi vengono distinti in allarmi urgenti, che sono allarmi tecnici. Ecco, in questo caso arriva una mail al mio indirizzo mail che mi dice intervieni, fai qualche cosa, ma lo facciamo, ma non è, ribadisco, il 118. Ti dice guarda che c'è un problema e tu hai un certo lasso di tempo sul quale intervenire senza assolutamente, perché questo deve essere ben chiaro, compromettere la salute o che il paziente corra qualche rischio per la propria salute. Cioè l'intervallo di tempo è assolutamente compatibile perché il paziente non abbia nessun problema. Questo è importante tranquillizzare. Prima vedevamo, forse era la slide precedente, se dalla regia le possono rimettere in onda, che parlava di allarme urgente oppure non urgente. Cosa vuol dire? Proprio per trasmissioni appunto e quindi allarmi. Esattamente, cioè sono a volte le trasmissioni programmate, se dal collegamento tra il pacemaker e il dispositivo che permette la trasmissione si ritrova un problema di funzionamento tecnologico del dispositivo, questo diventa un problema urgente. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è qualche cosa che può inficiare il funzionamento del dispositivo, questo viene comunicato in tempi rapidissimi alla struttura e noi di solito chiamiamo il paziente, ma ci tengo a ribadire questi dispositivi funzionano benissimo nella stragrande maggioranza dei casi. Certamente vi sono dei casi molto rari e selezionati in cui succede che il dispositivo possa avere dei problemi e in questa maniera noi lo sappiamo in tempi rapidi. Bisogna dire che questa è una sicurezza, perché altrimenti noi questa cosa col sistema tradizionale non l'avremmo vista entro 24-48 ore, l'avremmo vista nei controlli periodici che avremmo fatto in laboratorio magari ogni 6 mesi, ogni anno, a meno che questo non abbia, il problema non potesse dare un problema clinico per cui il paziente accedeva per qualche altro motivo. E quindi il fatto che noi lo si possa controllare in tempi molto rapidi è assolutamente un grosso vantaggio per il paziente, lo deve tranquillizzare, cioè il fatto che noi non rispondiamo immediatamente ad un allarme urgente non vuol dire che il paziente abbia un rischio di salute. Assolutamente. Qui cosa stiamo vedendo? Una registrazione? Questo è un altro tipo di allarme. Quindi fa sempre parte degli allarmi? Sì, è un altro tipo di allarme, questa qui è la registrazione in realtà apposta, cioè gli allarmi appunto urgenti oppure allarmi cosiddetti clinici. Cosa vuol dire? Allarmi che riguardano lo stato di salute del paziente. Qui vediamo tutta una serie di dati che riguardano in realtà le condizioni di salute del paziente, perché vediamo frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, l'impedenza toracica, che è un indice di quanta, diciamo così, liquidi ci sia all'interno del torace, il livello di attività del paziente. Vediamo che verso la parte destra della figura vi è una chiara modificazione della tendenza del comportamento di quei parametri. E questo qui è un paziente che noi abbiamo chiamato a casa e questo qui aveva un problema, che in questo caso specifico aveva polmonite da Covid. Ma il comportamento di questi dati è assolutamente analogo nel caso in cui il paziente avesse avuto uno scompenso cardiaco. E noi spesso ci accorgiamo di questi problemi ben prima che la situazione diventi clinicamente evidente. Quindi a questo punto si grava anche meno, sotto un certo profilo si grava meno sulla sanità per la fase acuta, che può essere ovviata, perché poi ovviamente quando c'è la fase acuta ci sono anche delle situazioni che implicano anche personale che deve essere attivato, tutta una struttura che entra in azione. Un domani saranno più gli ospedali per la fase acuta verranno in qualche modo coinvolti, anziché le strutture intermedie, è così? Sì, assolutamente. Cioè, il vantaggio è che questi sono pazienti che vengono intercettati prima che diventino clinicamente sintomatici, cioè che abbiano dei disturbi talmente importanti per cui ha un accesso magari in pronto soccorso. Per cui noi riusciamo, intercettando prima il paziente, a mettere in atto i provvedimenti terapeutici in modo che questo poi possa magari anche tornare al proprio domicilio oppure essere ricoverato soltanto per alcuni giorni. Altrimenti, nel caso in cui arrivasse per dei sintomi importanti, lo vedremo quando la situazione è già evoluta e dovremo trattenerlo per un periodo più lungo in ospedale e trattarlo anche con terapie più impegnative. Esatto, infatti in questo schema che adesso possiamo vedere, l'ultimo punto è riduzione ed ottimizzazione del numero di follow-up ambulatoriali erogati in regime tradizionale. Esattamente. Quindi questo è quello che dicevo prima, cioè l'obiettivo nostro sarebbe quello di non vedere più i pazienti se non quando è strettamente necessario, ma non perché non li si voglia vedere, tutt'altro, con i pazienti si crea in realtà un legame maggiore
Perché? Perché queste persone quando hanno un problema spesso telefonano e noi li invitiamo a fare una trasmissione manuale, perché si può anche decidere di fare una trasmissione manuale, e verifichiamo se quello che viene detto, viene segnalato, costituisce un problema reale oppure no. E quindi spesso questo funziona anche da sistema per tranquillizzare le persone. Per quanto riguarda i controlli ambulatoriali, normalmente venivano fatti una volta all'anno, adesso il nostro obiettivo è di non farli soltanto quando è necessario. Tenga conto che i dispositivi cardiaci vengono impiantati a pazienti con caratteristiche cliniche completamente diverse, cioè da una parte ci sono persone che hanno esclusivamente un pacemaker e che sostanzialmente stanno bene, dall'altra parte ci sono pazienti con dispositivi piuttosto complicati come i defibrillatori biventricolari, che sono pazienti con tutta una serie di problemi, quindi questi sono spesso pazienti che comunque per qualche motivo possono accedere agli ambulatori di cardiologia. Chiaro, quindi questo è molto importante. E qua, adesso l'ulteriore slide che stiamo vedendo si rifà un po' alla domanda che facciamo prima, una chiacchierata fuori onda, cioè dicendo che bisogna che tutto il sistema, a livello, se non altro a livello nazionale, possa accogliere questa tecnologia, questo monitoraggio a distanza, visto che restiamo in questo esempio, ma poi come diceva lei ce ne sono tanti altri che potrebbero essere utilizzati. E la situazione come si configura? Ma questa immagine è stata tratta dal sito dell'AIAC, che è l'Associazione Italiana Aritmologi e Cardiostimolazione. Quindi è validata anche. Sì, e cosa dice questa? Dice quali sono le regioni in Italia che hanno una normativa che riconosce il controllo a distanza come un'attività sanitaria, come una prestazione sanitaria vera e propria. Queste sono le regioni in verde. Invece le regioni in rosso non hanno ancora una normativa che consente questo tipo di attività. Quindi la normativa c'entra? La normativa c'entra molto, perché se non ci fosse stata normativa, quella del Veneto del 2019, se non ci fosse stata normativa noi avremmo avuto che tutta un'attività ambulatoriale si sarebbe continuata a farla senza un minimo di riconoscimento che questa attività veniva svolta. Quindi non è cosa di poco conto, ma dovrebbe essere integrata secondo lei? Visto che noi comunque siamo stati all'avanguardia da questo punto di vista, cioè necessita di ulteriori passaggi quella normativa, di un'evoluzione? Per quel che ne è l'utilizzo che lei ha fatto. La normativa a questo punto di vista ci permette, riconoscendo l'attività, ci permette che la nostra attività venga monitorizzata e controllata e anche evidenziata, perché altrimenti se non esistesse una normativa che lo riconosce noi lavoreremo senza che questo fosse poi riconosciuto a livello regionale, e soprattutto la normativa ha consentito a chi voleva mettere in atto questo meccanismo di implementarlo all'interno della propria struttura, perché tu puoi andare a richiedere tutta una serie di procedure, ma se non c'è la normativa che lo riconosce, il CED ti dirà cosa lavoro a fare. Infatti assolutamente sì. Impianti nel 2021, che cosa ne emerge? Ma questi sono i dati, questi sono dati certi e sono il numero di impianti, il confronto tra Italia e Veneto in numero di impianti e in percentuale. Si vede che per quanto riguarda il pacemaker, la percentuale di pacemaker impiantati nel Veneto è assolutamente sovrapponibile a quella a livello nazionale. Siamo un po' sotto, che non so se sia meglio o peggio, ma sostanzialmente è un dato. Forse può essere che selezioniamo un po' di più i pazienti per quanto riguarda i defibrillatori, e siamo sostanzialmente sovrapponibili alla media nazionale per quanto riguarda l'impianto dei cosiddetti registratori loop recorder impiantabili. Ma quello che ci tengo a sottolineare è quello che c'è scritto sotto, che attualmente in Veneto ci sono almeno 20.000 pazienti monitorizzati con questo sistema. E sono tanti 20.000? Direi che sono tanti, sì, e sicuramente man mano che i dispositivi vengono sostituiti, sicuramente questa è una tecnologia che è la tecnologia non del futuro, del presente, però il 99,9% dei pazienti verrà seguito in questa maniera. Prima, quando dicevo che lei mi chiedeva se è una tecnologia accettata da parte del paziente, per quanto riguarda la nostra esperienza le posso dire che tutti i pazienti, non c'è stato un paziente che abbia detto no, non la voglio. All'inizio qualcheduno può avere delle perplessità, delle remore, dice sarò capace, non sarò capace, ma una volta che, anche questo è formazione, che una volta gli infermieri spiegano per bene come funziona il sistema, cosa devono fare e soprattutto gli garantiscono un accesso telefonico nel caso in cui sia in difficoltà per svolgere qualunque tipo di attività legata a questa procedura, i pazienti sono assolutamente tranquillizzati e quindi
funziona. Ecco, interrompiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi torniamo appunto su questi temi per capire appunto anche che risposta ha il paziente, che tipo di altre fasi ci sono. Poi daremo la parola anche a Raffaele Zordanazzo, vicepresidente dell'ANAP, perché vorrò che si metta nei panni di un paziente potenziale, quindi che impressioni ha avuto di tutto questo. Pubblicità.